Noi Moderati è il partito che fa riferimento a livello nazionale a Maurizio Lupi, la sua collocazione è nel centrodestra e in queste ore, dopo varie ipotesi che erano circolate, ecco la posizione ufficiale con tanto di foto, logo e bandiere. Noi Moderati sostiene la candidatura di Nicola Finco che così allarga il fronte del centrodestra. In qualità anche proprio di condivisione degli stessi interessi e delle stesse volontà a migliorare quella che è la città di Bassano per dare ufficialmente senso a tutti gli sforzi che lui ha già fatto anche nel passato. L'obiettivo è quello di dare chiarezza, trasparenza, che sono i principi base anche di Noi Moderati, per fare in modo proprio che la cittadinanza abbia percezione di dove vanno spesi i nostri soldi. E così Finco può passare subito ai ringraziamenti. Io ringrazio Noi Moderati perché ovviamente credono in questo progetto politico, nella mia candidatura, quindi possiamo dire che è un centrodestra a tutti gli effetti. Giorno dopo giorno la mia coalizione aumenta di persone, di sostenitori, ma anche di partiti che mi sostengono. Con Noi Moderati c'è intesa su due punti prioritari del programma. Il primo è trovare in destra Brenta l'equilibrio tra i gestori dei locali aperti fino a tardi, molti sono nuovi, e le richieste dei residenti di poter riposare senza schiamazzi, oltre alla necessità di parcheggi in quell'area. La zona destra Brenta, la zona via Angarano, è una zona che è stata riqualificata e si è rivitalizzata anche negli ultimi anni, però ovviamente bisogna trovare un equilibrio tra gli esercenti locali e i residenti, perché ovviamente negli ultimi tempi ci sono diverse lamentele. Oltretutto c'è un'esigenza particolare che è quella di creare nuovi parcheggi. E poi Palazzo Bonaguro, uno dei tesori della città che per Finco non è stato valorizzato o ristrutturato negli ultimi anni. Abbiamo perso una grande possibilità attraverso i fondi del PNRR. Bassano è uno dei comuni che rispetto ad altre realtà simili ha portato a casa una miseria a livello di finanziamenti, pur avendo un dirigente pagato proprio per seguire il PNRR. Quindi vuol dire che ci sono dei problemi politici, ma anche dei problemi insomma, a livello proprio strutturale. A Bassano del Grappa, per un cambio di passo, vota Finco sindaco.